Buongiorno, sono Cesare di Un Sorriso in Più. Oggi andiamo a fare un bel giro nella zona del Triangolo Lariano, la zona compresa fra Como, Lecco e Bellagio ed è ricca di monumenti e di bellezze naturali. Sono con la mia moto naturalmente e siamo giunti già a Lasnigo, dove troviamo la bella chiesa di Sant'Alessandro. Eccola qui, è una chiesa del XII secolo e ha una torre campanaria bellissima, munita di bifore. Purtroppo la bella scalinata d'accesso è chiusa, era contornata dalle cappelle della Via Crucis che sono state fatte nel Settecento. La chiesa invece è del XII secolo, chiusa purtroppo. Siamo giunti a Rezzago e questa è la chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Ve la faccio vedere un po' più da vicino, anche se il cancelletto di questa è chiuso come l'altro. È originaria anche questa dell'età romanica, anche se è stata poi più volte rimaneggiata. Particolare il portale con le due enormi pietre laterali che sostengono la trave. E molto importante e molto bello è il campanile in stile tipico romanico comasco con le bifore. Un altro particolare interessante è questa sporgenza che racchiude la sacrestia. Bella la fontanella sul sagrato. La chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Mudronno. Questa chiesa è stata più volte rimaneggiata, anche l'arco che vedete in primo piano è stato aggiunto nel XVII secolo. C'era una bella torre campanaria che è andata distrutta ed è stata sostituita da questo piccolo campanile. Purtroppo la testimonianza dell'XI secolo, cioè quando fu costruita la chiesa, non esiste quasi più. E giunto qui, un ciclista come me non poteva non mostrarvi la chiesetta della Madonna del Ghisallo, dove ogni anno il Giro di Lombardia passa facendo questa bellissima salita. E qui a fianco potete vedere il Museo del Ciclismo, intitolato a Fiorenzo Magni, e raccoglie numerose testimonianze di corridori vecchi e nuovi che lasciano la loro testimonianza. Ecco qui la scritta del Museo del Ciclismo e la bella costruzione che lo racchiude. Oggi è chiuso. Questo è il monumento al ciclista, sempre qui a Ghisallo. E guardate dov'è. Grignetta, Grignone, Legnone e laggiù le montagne della Valtellina. Siamo saliti al Pian Rancio e percorrendo un piccolo sentiero abbiamo trovato un bellissimo masso erratico e siamo giunti qui. Adesso vi faccio vedere dove. Fonte Menaresta. E cosa mai sarà? Ecco cos'è. Guardate, questo bellissimo, piccolissimo corso d'acqua, questa sorgente e questa è la sorgente del Lambro, sorgente Menaresta, qui nasce il Lambro, 130 km fino al Po. Eccolo qui, che bella! Eccoci di fronte a una bellezza naturale gigantesca. Questa è la pietra lentina, un enorme masso erratico, guardate la dimensione. E da qui vediamo quanto sia gigantesco questo masso. È un masso di ghiandone che è sceso dalla Val Masino durante la glaciazione. È impressionante, da questa parte è addirittura verticale. Il più grosso masso erratico della Lombardia
misura 30 metri per 10 per 9 e pesa 6.000 tonnellate. Eccolo qui in tutta la sua gigantesca mole. Non so assolutamente cosa sia, ma è una costruzione così bella e particolare che ve la voglio far vedere. Chissà cosa sarà stato, forse un giorno lo scopriremo. Siamo arrivati su quella che viene chiamata la Perla del Lario. Questa è Bellagio, il suo bel lungolago, e di fronte a noi il magnifico pontile, uno dei più belli del lago di Como. Mi avvicino un po' perché sono contro il sole, eccolo qua. Lo potete ammirare, guardate che bello che è. Questa è veramente un'opera d'arte Liberty. Siamo sulla punta estrema, Lierna, Varenna, l'Alto Lago, Tremezzo, San Martino e Cadenabria. Questa è la punta estrema del triangolo, siamo sul vertice del triangolo e alle nostre spalle il triangolo lariano. E dal vertice del triangolo io vi saluto, la nostra avventura oggi termina qui. Devo ancora tornare a casa, ma l'avventura è finita. Alla prossima!